tutti amici ed amiche del canale. Oggi sono in Val Venegia e andrò ad esplorarla per la mia prima volta. Vediamo se riusciamo a portare a casa un bel rifugietto. Sono 16 gradi di temperatura esterna. Stanotte ha fatto un bel temporale. Ho lasciato l'auto nel parcheggio di Palomareggio. Si paga 7 euro tutto il giorno e c'è il custode. Noi ci vediamo lungo il sentiero e buona visione. Ciao! Si inizia con una bella passeggiata lungo il bosco. Come vi dicevo, stanotte ha piovuto e si sta belli freschi. Non so giù in città che temperature ci siano e non voglio neanche saperlo, per l'amor di Dio. Dopo guardate le mucche, dov'è il panorama che si apre sopra in cima. Non è bellissimo? Vediamo il da farsi lungo la giornata. Ciao mucca! Quelle sono le pale di San Martino. Questa è la Val Venegia, ma più tardi. Eccoci qua, giunti alla prima meta di giornata, Malga Venegiota. Guardate che meraviglia! No, scusate, questa è Malga Iuribello. Spara Yuri, come diceva una vecchia canzone dei CCCP.
Facciamo passare il trattore, la ruspa. Guardate che spettacolo, però devo fare visita. Questa è Val Venezia. Eccoci qua, lungo la salita che porta su al Mulaz. Vediamo, è bella pendente, però guardate il panorama che c'è, guardate che panorama che si inizia a vedere. Quella è la Val Venezia che abbiamo percorso prima. Ma guardate che spettacolo. Non so se riuscirò ad andare su, adesso vediamo, perché è abbastanza ripido e non ho nulla a cui far vedere agli altri che sono il più bravo, quindi ce la prendiamo con comoda e si sale. Però guardate anche di qua, guardate che spettacolo, wow, che meraviglia. È uno spettacolo veramente. Dura, vediamo fin dove arrivo. Mi sono dato un orario, se arrivo a rifugio bene, se no si torna indietro. Oggi è tosta. A più tardi, ciao. Ok amici, per me niente rifugio Mulaz, mi fermo qua perché comunque è bella tosta. Ci vediamo giù verso la fine. Intanto il sentiero è quello che ho percorso stamattina, sempre con questo po' di panorama, e noi ci vediamo per le conclusioni sulla Val Venezia. A più tardi, ciao. Ecco, questo è il rumore più bello dell'estate, le mucche. Guardate che meraviglia di valle. Comunque adesso si sta rambolendo, per fortuna sono sceso a valle, non me la sentivo di fare il rifugio perché c'erano ancora 200-300 metri di dislivelli che tiravano abbastanza. Ecco un altro rumore bello, il ruscello. Era troppo lungo per me, troppo stretto. Hey, I found a way, 'cause I can see our feet out, drifting away.